aspetta che... Prima che... Ma gli piace. Certo, sì, appena visto la chiamata perché saremo in tempo. Immagino che sono contento, no? Contento di una vittoria che si annunciava scontata. Adesso sì. Però ci ho sempre creduto fino all'ultimo. Ma è in diretta TV? È in diretta TV? Ah, ecco, fantastico. La mia vittoria è la vittoria di Arzignano. E qui che crede comunque in un futuro, spero di condivisione, di una serenità che da troppi giorni era stata cancellata in questa città, quindi una città ferita. Adesso questa città ferita deve guarire e con tutte le componenti sociali deve guardare avanti per risolvere i problemi che anche Arzignano ha, quindi il lavoro, le opere. Adesso con la riconferma mia le opere prenderanno un impulso maggiore e ce ne sono tante in cantiere, a servizio ovviamente della città. Partiranno subito i confronti anche con i colleghi limitrofi perché sono sul tappeto problemi di ambientale, gestione dell'acqua e tanti altri, la sanità che sembra subisca una battuta di arresto, ma non deve essere così. Pertanto un appello a tutti i miei sostenitori e perché no, anche i sostenitori della controparte, perché insieme dobbiamo amministrare bene questa città, con le sue problematiche, ma anche con le sue potenzialità che sono notevoli, perché, questo tendo a ribadirlo sempre, costantemente, la speranza deve guidare sempre ogni nostra azione amministrativa. Non ho vinto da solo, dietro di me c'è stata una squadra eccezionale che ha saputo interpretare anche la novità dei tempi, tanto che al sindaco negli ultimi 15 giorni hanno detto: sindaco, vai in giro col sorriso, con i cuoricini da esibire, con i baci kiss kiss, no, perché noi dietro ti guidiamo. Per cui chi mi ha accompagnato, posso citare soprattutto due persone, a parte i giovani che sempre mi sono stati accanto, che non sono i soliti giovani che avevo già in assessorato, ma i nuovi giovani che evidentemente hanno creduto nel mio programma, in quello che ho fatto in questi 5 anni, ma ho soprattutto due persone, mi hanno portato in giro, mi hanno dato gli psicologiche nefande che avrebbero stroncato chiunque. Noi ci hanno solo che caricati.